Allora, Jessica Canton, siamo a distanza, l'ospite può tenersi la mascherina se vuole, ma può anche togliersela, mentre quando entrano a contatto con i nostri collaboratori tengono la mascherina. Allora, sindaco di Fiume Veneto, beh, un immobile che viene ceduto gratuitamente dalla regione con un obiettivo, insomma, che mi pare sia più che ottimo. Penso che abbia il dovere anche di sottolinearlo ai cittadini, no? Senz'altro, una bella novità per il comune di Fiume Veneto. Si tratta di un immobile che veniva un immobile nella frazione di Praturlone, in via Dante Alighieri, che veniva adibito a magazzino e di proprietà dell'ex provincia di Pordenone, poi ovviamente passato alla regione. Avevamo manifestato, soprattutto in occasione della visita dell'assessore regionale Sebastiano Callari, la volontà di ottenere appunto la proprietà di quell'immobile per poter realizzare degli obiettivi piuttosto importanti, un paio di passaggi pratici, e adesso finalmente porteremo al Consiglio Comunale del 24 di giugno proprio questa cessione gratuita. Che cosa andremo a realizzare? La volontà è quella di un immobile destinato alle associazioni, di un immobile destinato a percorsi didattici per le scuole, con il fulcro della tutela ambientale. Un particolare sguardo a quella soprattutto che la fauna migratoria. Per il momento dico questo, ma avremo modo poi di svelare nel futuro quelli che sono i progetti più concreti e che l'assessore regionale ha subito ritenuto di valenza e di importanza. Quindi insomma rimanete sintonizzati. E direttore, poi se me lo consente, in chiusura vorrei ricordare un evento importante, sabato 26 giugno alle ore 21:30. L'omaggio a Elia Liut, il centenario della trasvolata andina di questo nostro concittadino. L'evento doveva tenersi a ottobre, ma come sappiamo, insomma, per ragioni Covid abbiamo dovuto posticipare. Si tratta di un concerto con narrazione e live painting, dove collaboreranno artisti del calibro di Somaglino, di Cossi e soprattutto questa orchestra diretta da Giulia D'Andrea, quindi insomma davvero uno spettacolo importante per la comunità, perché va a ringraziare un concittadino. Quindi vi aspettiamo numerosi, palco esterno della Casa dello Studente, sabato ore 21:30. Insomma, si ricomincia anche a Fiume, dai. Sì, decisamente. Grazie sindaco, A lei, grazie direttore. ovviamente a Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto.